buonasera, Rosalba Spagnolo e Franco Cesarano qui al terzo meeting d'arte internazionale. Il benvenuto da noi stampa. E come mai siete qui? Da cosa nasce la vostra arte? Siamo qui prima di tutto perché siamo molto legati a Letizia e all'arte, che lei organizza veramente delle cose molto belle. Come nasce la nostra musica? Devi andare indietro di molti anni, vero? Sì, in effetti lei è partito con Ciro Madonna, con il cat di Castellammare. Io invece sono partito con dei complessi, stavo con i melodici, Lord Robbins Group, e quindi poi ci siamo incontrati e abbiamo cominciato a cantare. Ci siamo sposati e quindi sono 43 anni che stiamo assieme e abbiamo iniziato anche questo discorso da soli, cioè chitarre canzoni napoletane, sempre le classiche napoletane. Una ricerca veramente, noi facciamo una ricerca nelle canzoni napoletane perché non ci accontentiamo di quelle già conosciute, andiamo indietro nel tempo per cercarle sempre più. Diciamo che Viviani è un nostro preferito perché lei logicamente l'ha trattato per tanti anni, e invece poi siamo andati anche su altri, su Di Giacomo, Gambardella, a me piace Ferdinando Russo, a me piace tantissimo Salvatore Gambardella come musicista molto. E quindi comunque ci piace cantare. Sì, e a me piace suonare. Perciò siamo qui. Io vi volevo chiedere, voi siete una delle più famose coppie della zona, sia canore e musicali che nella vita. È difficile questo sodalizio artistico e umano? No, anzi, più di 40 anni. Anzi, è così bello perché noi cantiamo in continuazione, anche quando io lavo i piatti. Perché io con la chitarra per esempio l'accompagno e vicino a me e quindi proviamo. E questo ci tiene legati perché c'è da dire che nella vita ci stanno anche dei momenti brutti e noi abbiamo. E infatti lei ha superato un momento molto brutto perché lei è stata operata tanti anni fa e appunto praticamente quando andavamo a Napoli, andavamo a fare le varie terapie, io per strada le insegnavo le canzoni di Luigi Denza. Infatti noi dopo 2 anni facemmo un CD di Luigi Denza che sta anche all'Academy of Music di Londra, dove lui era co-direttore artistico, per cui abbiamo fatto logicamente non sono solo questi. Infatti in macchina io le insegnavo i motivi, lei li assimilava e si superavano anche questi momenti particolarmente brutti. Grazie per questa confidenza. Grazie a voi. Un messaggio importante. Grazie.